Sono qui in rappresentanza dell'Università di Padova per parlare delle attività di ricerca svolte dal nostro Ateneo nel settore agroalimentare e specificatamente nel settore vitivinicolo. Questa attività di ricerca viene svolta presso la sede che noi abbiamo a Conegliano, il polo enologico di Conegliano. E le attività riguardano sostanzialmente tre direttrici. Una direttrice è quella della viticoltura, un'altra l'enologia e una terza è il mercato. Come linea guida di queste attività di ricerca, che possiamo considerare unificante, è la sostenibilità come driver che muove queste ricerche, che ha mosso queste ricerche in corso di questi anni. Principale ricerca è stata la sostenibilità che per noi ha significato sviluppare delle ricerche in campo viticolo finalizzate a ridurre la quantità di prodotti utilizzati in campo, ridurre quindi i trattamenti e trovare prodotti che siano meno impattanti nell'ambiente e questo attraverso un approccio integrato che riguarda sia gli aspetti propriamente biologici ma anche meccanici, quindi una viticoltura, una viticulture più che wine, una smart viticulture, una viticoltura intelligente. Un'altra linea di attività è quella legata ai cambiamenti climatici e quindi gli aspetti del cosiddetto contrasto agli effetti sull'ozono, quindi il gas serra, contrasto ai gas serra e questo ha portato a sviluppare un filone che prevediamo in tempi brevi si traduca nella possibilità di definire quella che si chiama impronta carbonica. Un'altra linea di ricerca nel campo viticolo enologico ha invece come interesse il sistema delle proteine, soprattutto dei vini bianchi, la stabilità proteica dei vini bianchi, in particolare di vini spumanti, pensiamo al Prosecco, che deve tradursi per il produttore nella possibilità di vendere un prodotto magari in un paese lontano e nel poterlo degustare senza che questo abbia perso le proprie caratteristiche tecnologiche. Ecco, questo è accompagnato anche con degli studi per quanto riguarda tutte quelle sostanze fonte di allergia nei confronti dei consumatori, la sostituzione di prodotti enologici che possono dare allergia, insomma, quindi individuazione di proteine, cosa che è stata ottenuta nel nostro centro in sostituzione dei coadiuvanti, quelli normalmente utilizzati. Nel campo economico infine siamo interessati soprattutto in due aspetti, uno che è accompagnare le imprese verso nuovi mercati, soprattutto quelli esteri, e l'altro filone è quello di accompagnare i consorzi nella gestione del cosiddetto potenziale vitivinicolo, ossia nella nuova possibilità che hanno i consorzi di poter in qualche modo organizzare l'offerta in modo da avere dei prezzi per i produttori remunerativi. Ecco, questa è un'attività che ci ha impegnato soprattutto per i grandi vini del Veneto, dall'Amarone al Prosecco al Soave.